Non si deve dimettere più nessuno? O forse tu? Tu, che punti il dito e dici i politici sono ladri. E poi magari evadi le tasse, parcheggi in doppia fila, paghi in nero convinto di risparmiare un po'. Tu che non fai il politico, ma ti piacerebbe farlo per poter piazzare i parenti, arraffare qualche cosa, anche tu. Tu che riesci a fare l'attacco in 2 giorni perché conosci il primario. Tu che timbri il cartellino e poi ti imboschi. Tu che magari sei anche onesto, ma se vedi qualche amico che fa qualche abuso non dici niente, tanto sono inesi, dai. Tu non ti puoi dimettere perché non sei rappresentante di niente, ma dovresti dimettere la tua furbizia. Se no i prossimi saranno peggio di questi. Perché questi qua sono figli nostri, di un paese dove le regole non le rispetta più nessuno. Già, ma qui i disonesti sono sempre gli altri. Ma gli altri chi? Gli altri chi? Gli altri chi?